l'ultima giornata di questi campionati regionali Elite 2023, inizieremo con un'esibizione con un match di spareggio. Allora, la prima esibizione sul quadrato, chiamo Luca Bertazzo e uomo della box piovese, eccoli qua. Andiamo a iniziare a dirigere l'esibizione. Andrea Fraga dirige l'esibizione, 3 riprese da 1 minuto ciascuna. Prima ripresa di questa esibizione. Allora sono i futuri campioncini, allora inizia un'attività agonistica, pugilistica, che si tiene soprattutto nella nostra palestra della gloriosa box piovese. È un'esibizione, vedete, non affondano i colpi, perché non devono affondare i colpi. Non è un incontro, è un'esibizione, questa è una cosa prima ripresa. Però all'angolo le raccomandazioni di diritto si danno ovviamente anche se è un'esibizione. Poi avremo un match di spari mio, ecco un match con l'arbitro finale. Ricorderemo anche i pugili ovviamente. Seconda ripresa di questa esibizione, diretta da Andrea Fraga, glorioso pugile della box piovese, con oltre 100 match all'attivo. Con fondo di però, la grinta non manca, d'altronde vuole diventare pugili a tutti gli effetti. Ora appartiene alla gloriosa box piovese, invece il suo antagonista è un'esibizione del cazzo all'arte box solesino. Dico già ai ragazzi con una triste ufficiale da seguire nella box. Appunto come dice il maestro Benvenuto sono i ragazzini, sono aspiranti pugili ma hanno già grinta sul ring e il desiderio di diventare pugili veramente. Terza ed ultima ripresa per l'esibizione. girare il telefono per ricordare l'immagine provata. Facciamo un applauso ai ragazzetti, questi pugili, grazie, eccoli qua. Ti tocca girare il telefono.
Passo sotto i colpi. Rosso, passo sotto i colpi. Un bel applauso per la Bertazzo. Pareggio. Molto bravi, ecco qua. Abbiamo i guantoni. E poi un pseudo verdetto di parità ovviamente per l'esibizione e delle medaglie che sono consegnate dal nostro presidente Andrea Scanese della Box Piovese. Sì, ovviamente, come tutti i match togliamo i guanti, io ovviamente. 56 no. 57 kg. Ecco le medaglie meritate per i due ragazzetti di due Bugini. Eccoli qua. Buona Bertazzo, Box Piovese anche Box. Box Giulio e attendiamo Terry Stepic della Box Piovese. I finali di 57 Frederick Cuba della Box Mestre 1948 e Jonathan Cobra della Cuba Box e lui. Prima ripresa.
Rientra quando esci. Giri a sinistra. Nel finale. Seconda ripresa. Era così, ripreso l'occasione per Box Master. Rientra la Mascio. E termina così il lancio di spari mio, Dani Sanchez della box Emilio e Dani Stradice box Viovese. Tra poco il verdetto, poi inizieremo il primo match ufficiale, la prima finale di questi campionati regionali Elite 2023. Diamo dei pugili al centro ring, grazie per il verdetto finale. Diamo il verdetto, incontro pari tra Dani Sanchez e Travis Sterlich. Un buon applauso per i due ragazzi dei pugili, oramai, con le offerte da box Viovese e Comune di Piove di Sacco. Verdetto giusto.
Per un applauso per i due pugili, foto di dito ovviamente. Eccoli qua. Bene, bravi, un applauso. Incontro pari per i due ragazzetti. Passiamo alla prima finale di questa campionati regionali 2023 di box elite. Jonathan Coyle come box 48. Finale chilogrammi 57, 3 riprese da 3 minuti ciascuna, dirigente di 6 minuti. Nel frattempo Giorgio ha fatto il suo debutto nella nostra cartellina ring, ricordando questa bellezza per appunto la prima ripresa. Match previsto per appunto sulla distanza delle 3 riprese in 3 round, da 3 minuti ciascuna. Finali certo questi campionati regionali organizzati. Pensano pronti per la prima fase? Rientra quando schivi. Vai Johnny, rientra. Rientra. Vai, rientra. Eccolo là, di nuovo! Eccolo ancora! La testa. Mettilo sotto! Vai Johnny! Metti il montante! Vai 10! Vai! Vai 10! Vai!
fatemi un bel break. Seconda ripresa. Aspetta sempre, parti tu, non aspettare sempre lui. Aspetta sempre, sia che altri qualcuno. Inizia non aspettare sempre. Dai che è tuo! Dai Johnny! Insisti! Insisti! Dai Johnny! Insisti col montante! Ancora! Dai Johnny! Bello ancora! Mettilo sotto! Oh. Atleta match. Dai Johnny! Finisce così la seconda ripresa. Prossimo match finale oltre il chilogrammo 92. Devi prepararsi Randy the Sai Johnny! e la terza e l'ultima ripresa. Non aspettare! Non aspettare!
aspettare, parti tu! Non è che siete pari per adesso. Aspetta sempre che... No. Finché non dà il break, se non dà il break l'arbitro. Aspetta il break, lui no. Bello! Dai! Non aspettarlo! Continua! 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 Metti il li lasci lì sotto, senza fiato. Rientra là! Dai che è tua, bravo! Mamma mia. Vediamo vedere questa prima finale molto spettacolare da vincente. Abbiamo ricordo per i due pugili tra Freddy Puguma e Jonathan Cobra. Ma dopo il verdetto noi conosceremo il campione regionale che verrà vinto nella categoria chilogrammi 57. Stiamo a premiare Davis Bumbo Boschiero, il nostro grande Davis. E ha vinto tanto per i professionisti, ma ha vinto tanto per i dilettanti. Tre volte consecutive campione italiano categoria pesi in più. Davis Bumbo Boschiero. Giro per i cartellini che verranno consegnati all'Alex, nostro commissario. Pugili a centro ring per il verdetto finale, grazie. Abbiamo il verdetto, vince del nuovo campione regionale, chilogrammi 57, all'angolo blu Jonathan Cobra, una box in due. Facciamo un bel applauso a Frederick Ruma, una box destra 1948. Premio Davis Bumbo Moschino.
Randy de Jesus, numero 2. In fila della box Pavese, Luigi Luciotto, box Pavese. Non è tanto alto, non è tanto alto questo. Dirige sempre Dennis Ingaruti, 3 riprese da 3 minuti ciascuna. In palio il titolo regionale, titolo Veneto, della categoria oltre chilogrammi 92. Vai Gigi! Prima ripresa. Non è obbligatorio. Usa il jab! Gigi! Usa il jab! Spilongo, usa che cavolo di jab! Vai sotto! Se non mette colpi, inizia il blocco. Usa il jab! Vai Gigi! La rissa questa metti il diretto destro.
Spingi Gigi! Diciamo che il blu è un po' più tecnico. Metti il montante in mezzo. Vai Gigi! Oh, finalmente che il montante in mezzo l'ho messo. La seconda Miss 60, invito a trovarsi Leonardo Campana come box il buio e Yuri Torarushka sempre come box il buio, quindi un derby tra la società pugilistica e Cuba Box il buio.
92. Però che mi ha detto vince il nuovo campione regionale Andrea Di Padre. Sì, un attimo, adesso diciamo anche il premio che l'ho offerto, la regia ragazzi di Stato Lucia Paolo. Allora, c'è il microfono un attimo. Eccolo qua, sì. C'è una cosa, quindi siamo pronti, siamo comodi per passare il microfono e fare un commento su questa giornata e queste 3 giorni su quello Sì, grazie, sono molto felice di essere qui in questa importante occasione di sport. Sport che si declina in tantissime modi. Vi do un'informazione che ho preso anch'io da pochissimo. In Italia si praticano 386 attività sportive, ma la box è naturalmente nei primi posti per la storia che ha, per quello che rappresenta, per il significato educativo. Grazie ragazze. Poi qualcuno magari come questi diventano campioni, fanno l'agonismo, e fare agonismo è una parola sana, perché qualcuno tenta di dire e far passare il concetto che agonismo non è bello. Agonismo è l'essenza dello sport. I bambini quando giocano a rincorrere sacre per la nostra nobile arte che qua ha la massima espressione per la box piombese. Facciamo un applauso perché questa è una società nata nel 1985, ha sfornato, ha partorito tanti pugili, tanti campioni a tutt'oggi. Qui c'è un sotto una testimonianza anche grande al nostro presidente, i grandi finali. Prego presidente, resti qua fino alla fine, giustamente. È stata fino alla fine della riunione. Perfetto, benissimo. Andrea, tutti spettacolari, questa giornata eccezionale. Allora scendiamo di categoria adesso. Chilogrammi 60 si sfidano Leonardo Campana e la Cuba Box Guido per il titolo regionale di queste categorie, chilogrammi 60. Tennis i tenuti sono sul ring. Attendiamo gli appoggi sul quadrato. Ricordo anche che questi campionati, le finali sono riprese per il nuovo
serve la box piovese, quindi potete vedere i highlight e il servizio sul Telenor. Bene, pronti per la finale di anni 60. Gira a sinistra, Yuri, gira a sinistra, no, a destra, a sinistra, e metti il destro. Dai Yuri! Metti il destro. Gira a sinistra perché giri a destra, ti vai a mettere sul sinistro, porto fuori. Mettete che vede dentro sulla qua. Attenzione, fuori i secondi. Seconda ripresa. Vedi, va in tempo. Sbagli a sinistra, incrocio.
brociolo buttandoti a sinistra e gli vai dentro. Testa. Dai Yuri! Dai! Dai Yuri! Dai Yuri! Non buttarti in avanti, piccolo. Terza ed ultima ripresa. A destra.
E torna così il match, il derby tra Leonardo Campana e Enrico Verusca, finale chilogrammi 60, a premiare i due pugili chiamo Lara Rossini, no, Veneto, grazie. Pronti per il verdetto, vince ed è il nuovo campione regionale categoria chilogrammi 60, Lago Blu, Enrico Verusca. Bravo anche il suo antagonista, il compagno di scuderia Leonardo Campana, sempre il tuo passo in blu. Premi a Lara Rossini, Marco Veneto. Buonasera a tutti, parlo a nome di Adamo Veneto. Quando saliamo sul ring vogliamo essere campioni e si può essere campioni anche di vita, grazie ad Adamo, per diventare anche donatori di midollo osseo. Come si diventa? Con un semplice prelievo del sangue, si entra in un registro mondiale e nazionale mondiale per aiutare chi è malato di leucemia. Per informazioni c'è il banchetto cuore e non dimenticate di cliccare sui social Adamo Veneto. Grazie e campioni sempre. Un ringraziamento a Lara Rossini, dall'Adamo Veneto, c'è il banchetto fuori, quindi se volete informazioni potete averle. Bene, match è fuori programma tra Riccardo Pala e Dicam Mabruk, rispettivamente boxer pivese e pugilistica Rodicina. Vediamo l'arbitro e il referee di questo match. Match elite, limiti di chilogrammi 54. Fuori programma normale per i campionati regionali 2023.
sa